Parco Giardino Sigurtà. Ci troviamo nella parte più antica di Parco Giardino Sigurtà e nella parte che per prima venne sistemata e venne ripristinata nel suo splendore, e anche questa struttura architettonica venne rimaneggiata e rinfrescata sempre dal nostro Carlo Giuseppe Sigurtà. In realtà l'eremo, questa chiesetta che svetta alta e snella come i cipressi che ha attorno verso il cielo, è una struttura che ci racconta del primo nucleo storico di parco, e quindi facciamo un salto nel tempo e andiamo all'epoca del marchese Antonio Maffei e del suo giardino paesaggistico all'inglese. L'eremo prosegue da passeggiata panoramica che porterebbe, diciamo, dalla prima parte del parco verso questo bosco, e caratterizzava, insieme a grotte, fontanelle, altri eremi e piccoli castelli, la parte architettonica del giardino paesaggistico. Il marchese Antonio Maffei voleva che queste strutture incastonate nel bosco suscitassero nel visitatore che passeggiava stupore e meraviglia, proprio come dovevano fare tutte quelle piccole architetture caratteristiche dei giardini paesaggistici all'inglese. Il parco è un connubio tra un'impostazione all'italiana, quella che il marchese Antonio Maffei trovò, e il paesaggistico che poi venne aggiunto. Quando Carlo Giuseppe Sigurtà ripristinò la parte di giardino, ripristinò anche questa chiesetta. L'eremo è dedicato alla contessa Anna Maffei Nuvoloni dai suoi figli, e come racconta la pietra subito vicina alla chiesetta, qui la contessa Anna Maffei Nuvoloni veniva solettamente a meditare e a pregare con questa splendida visuale di giardino paesaggistico di fronte. Quando Carlo Giuseppe Sigurtà ripristinò questa chiesetta, perse l'uso religioso. Ancora adesso è un elemento architettonico che decora questa parte del giardino, che insieme al colore degli arbusti sembra essa stessa un'aiuola. I primi anni dell'apertura, l'eremo faceva parte di quei punti dai quali veniva diffusa la musica classica, per la filodiffusione che si sentiva all'interno del giardino, e vicino al campanile ancora si può notare, quando passeggiate, un autoparlante dal quale la musica sembrava piovere dall'alto. Lo stile è gotico fiorito, caratterizzato da una deliziosa bifora divisa da colonnine e da un'arcata fiorita dalla quale si ammira la statua di una Madonna in preghiera.